Alessia Gioffi! Come si veste Alessia per il primo appuntamento? Eccola entrare! Beh, Alessia, posso dirti, tu come sempre non ci deludi mai. Ecco che ti stanno inquadrando dal basso verso l'alto. Io credo che si commenti da sé. Avete qualcosa da dire? Ma dove ti faresti portare? A Disneyland? Non so, da qualche parte? Sembra un po' un cartone animato. Oppure non so, io andrei al circo, forse allo zoo, forse come attrazione naturalmente. Senti, un'ultima cosa Alessia, non credo assolutamente non ti presenterai al primo appuntamento senza il tuo pupazzetto di legno, non ce l'hai? Non c'hai il tuo pupazzetto di legno? Ah, beh, vabbè. Come fare senza il pupazzetto di legno sarebbe stato assolutamente drammatico, certamente. Perfetto, cara, rimani pure qui. Vediamo la seconda, adesso vediamo una più classica, Giorgia, vogliamo vedere Giorgia, oh che bella, molto classica, sempre in celeste, ma come mai sempre in celeste Giorgia? Ma guarda, io fin da piccolissima ho indossato sempre i vestiti celesti perché mia madre in realtà aspettava un bambino, sì, pensava che arrivasse un maschio, invece poi sono arrivata io, poi i vestiti erano... Sì, una versione molto aristocratica, tu naturalmente punti alla high society, alta società, diversa, io direi un pochino diversa da Alessia mi sembra, un po' vagamente diversa, no? Però vorrei puntualizzare l'attenzione sul borsone di Giorgia, porta tutto, borsone da viaggio, anche servono poche cose, insomma, le chiavi di casa, magari se si fa tardi è meglio... Questa è la famosa mezz'ora, un'alternativa alla 24 ore, è molto utile però. Dunque, vediamo la prossima è Samantha. Vogliamo vedere l'abbigliamento di Samantha, addirittura Amazzone. Samantha, tieni pure il microfono, ma questo è un primo appuntamento al maneggio, immagino. Certo. Tu proprio aspetti un principe azzurro che ti rapisca a cavallo. A cavallo, sì. Un cavaliere. Una bella proprio. passeggiata. Mamma mia, bellissima, una passeggiata a cavallo molto romantica, anche lei naturalmente, insomma, punta all'aristocrazia. Vediamo dove punterà Pamela, la nostra Pamela. Pamela, ci sei o non ci sei? Oh, carina, il nostro confettino, molto carina Pamela in rosa. Sempre la pancia a cabrio perché Pamela se non ha l'ombelico scoperto non è contenta, molto carina però romantica anche nel suo genere, moderno, molto carina Pamela. Dove vorresti andare tu con questo ragazzo per il tuo primo appuntamento? A Luna Park. A Luna Park. Beh, molto carina, molto tenera, molto romantica. E vediamo adesso come si vestirà la nostra Tatiana. Beh, molto bella Tatiana. Ciao Tatiana. Ciao. Devo dire molto carina perché sei classica, Grazie. sobria direi, sobria mi sembra, sì, anche questi colori. Senti, dici, ma il tuo uomo ideale, com'è il tuo ragazzo il mio ideale? uomo ideale deve essere innanzitutto caratterialmente molto esuberante, molto creativo. Sì, E un po' come per ciò sei tu. che concerne l'aspetto fisico invece preferisco il tipo mediterraneo. Un tipo mediterraneo, un bel morone, a noi piace il macio latino. Ok ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, siete molto belle e vi auguro buona fortuna con il vostro ragazzo fortunato. Quello di Alessia sarà un po' meno fortunato, comunque buona fortuna comunque. Ciao a tutte, ciao ragazzi.